Nel Vercellese 3 comuni organizzano un servizio babysitter facendo rientrare i bimbi nelle aule. Isabella Schiavone. Mini classi con 5 bambini al massimo, locali sanificati ogni giorno, test sierologici eseguiti sugli operatori. I comuni piemontesi a guida leghista di Borgosesia, Quarona e Varallo affrontano così la fase 2. Lo chiamano servizio di babysitteraggio allargato per le famiglie che hanno ripreso a lavorare e non sanno come gestire i figli. L'entrata è scaglionata, i banchi sono distanziati tra di loro, le finestre vengono arieggiate ogni ora, in modo di avere sempre un ricambio d'aria e tutto. Ci sono disinfettanti per disinfettare sovente i banchi di appoggio se devono mangiare. Il servizio è attivo dalle 8 alle 6 del pomeriggio. I bambini, poco più di 30 distribuiti fra i 3 comuni, da qui seguono anche la didattica online. Questo è un progetto pilota che molti cittadini mi hanno richiesto perché tornando a lavorare dopo il 4 di maggio entrambi i genitori non sapevano come poter accudire ai propri figli. Il contributo è simbolico, €1 l'ora, proseguirà fino al 12 giugno. Formula 1, la Ferrari cambia uno dei suoi piloti dal